ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Ad un giorno dalla cattura, dopo 30 anni di latitanza del boss mafioso Matteo Messina Denaro, continuano ad essere diffusi particolari dell'indagine che ha portato all'arresto. I carabinieri del ROS e la procura di Palermo hanno individuato il covo e a Campobello di Mazzara, nel trapanese, paese del favoreggiatore Giovanni Luppino, finito in manette insieme al capomafia. Le ricerche sono state coordinate dal procuratore aggiunto Paolo Guido, che ha partecipato personalmente alla perquisizione durante tutta la notte. Intanto Messina Denaro è stato trasferito in un carcere di massima sicurezza. Nel frattempo vengono raccolte anche le testimonianze. Faceva la chemio con me ogni lunedì, stavamo anche nella stessa stanza, era una persona gentile, molto gentile. Così una donna racconta di aver condiviso le sedute di chemioterapia con Matteo Messina Denaro all'interno della clinica privata La Maddalena di Palermo, dove ieri il boss mafioso è stato catturato. Giriamo pagina: rapina in una tabaccheria di via Brenta a Siracusa, vicino Corso Gelone, in pieno centro. Un uomo con il volto coperto e armato di coltello ha minacciato il personale e si è fatto consegnare il denaro presente in cassa. Circa 600 euro in contanti. Prima di darsi alla fuga, indagini sono in corso per risalire all'identità del rapinatore. Il sindaco di Bronte Firarello denuncia la carenza di medici all'ospedale cittadino. Mancano 26 medici, dice, più 6 specialisti della psichiatria, chiusa da tempo e inspiegabilmente non riaperta. Il quadro in ogni reparto è sconfortante, accusa. Nel pronto soccorso mancano 6 specialisti, in anestesia ne mancano 2 e altri 2 medici mancano in pediatria. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.